Far uscire da casa i cittadini, riappropriarsi delle strade e delle piazze dei loro paesi, togliendo quegli spazi alla criminalità. È l'obiettivo dei militanti di Forza Nuova che, raccogliendo le segnalazioni e le richieste di chi è preoccupato per il dilagare dei furti in abitazione, hanno organizzato, secondo le regole e con preventiva richiesta di autorizzazione in questura, sottolineano, delle passeggiate per la sicurezza, come le hanno ribattezzate, a Cadoneghe Vecchia, nella frazione di Meianiga, e poi a Monselice, Montegrotto e Piove di Sacco, passeggiate con uno scopo civico. Per far vedere e far capire all'esterno che il paese è frequentato, non è in balia di se stesso. E noi passeggiamo per il paese, giardini, piazze, e dove vediamo che c'è qualcosa che non funziona, logicamente non vogliamo sostituirsi a nessuno. Segnaliamo alle forze dell'ordine. Iniziative per la connotazione politica degli organizzatori che hanno però scatenato polemiche, specie a Cadoneghe. Le famose passeggiate per la sicurezza, molto contestate da varie aree politiche, associazioni, eccetera, però noi ribadiamo, non siamo squadristi come ci dipingono, non siamo i fascisti che tornano a fare le famose ronde come dicono loro. Noi siamo semplici cittadini che vanno a passeggiare per dare supporto alle segnalazioni che ci vengono date. Lo scopo è solo occupare spazi che vanno sottratti a chi vuole delinquere, rubare, spacciare, aggredire. Dove non ci siamo noi, dove sono i cittadini che frequentano e si riappropriano dei propri territori, dei propri giardinetti, dunque dove ci siamo noi non ci sono loro. La presenza attiva nelle strade, sono convinti gli organizzatori, è l'unico vero deterrente contro la microcriminalità e l'insicurezza senza colori politici. Noi lo facciamo per il cittadino. La politica può entrare con le sue ideologie, le sue cose, però sulla sicurezza il colore non ci deve essere. Noi invitiamo tutti i cittadini a unirsi a noi.